Ciao ragazzi, sono Paolo Di Stefano di Enduro Ebreo Club. Siamo qui a Chiaramonte Culfi per la quinta prova del campionato regionale nel cuore della città. Voi avete dimostrato di essere persone che meritate il rispetto perché fate una disciplina che oggi non è facile perseguire e poi l'organizzazione è stata perfetta, quindi io vi ringrazio perché l'onore è stato mio quello di ricevervi e perché Chiaramonte da questa sera ha fatto un punto in avanti. Io volevo ringraziare lo staff del Motoclub Bimotor e del Motoclub Enduro Ebreo che insieme hanno organizzato questa manifestazione. Vai. Allora, la gara è andata bene. È un ex chiodo, ormai ha abbandonato la categoria dei chiodi e sta cominciando a camminare. Perciò non lo facciamo emozionare troppo, se no ritorna a chiodo. Manca il terzo chiodo, Non so manco quanto ho fatto. Terzo chiodo in fila, terzo chiodo in fila. Lui. Posto? Vai. Gara stupenda, spettacolare tutta, speciali bellissime, fettucciato da fondo, linea da fondo e stare attenti da saper scorrere.
Controllo orario perfetto perché arrivavamo con 10 minuti 7, quindi è giusto, tutto perfetto, tutto perfetto. Numero 1 Giovanni Guardalo, sentilo, questo è tutto il 450 che possiedo. 2 su 2. La prima è partita una caviglia, ora è partito un ginocchio. Vediamo a ottobre che succede. No, non so più cosa rompere. La moto è sempre intera. A me non rompi sta moto. Già con 300 euro mi ha preso al balcone. Mi giuravo un runoccio. Porca. Ogni gara una minchiata. Ogni gara una minchiata. Ma che bello. No, Scusatelo ragazzi, purtroppo è la sua ansia da prestazione che lo induce a questi... no, terzo fettecciato. Cioè che andavo fortissimo. Prendo, Io appunto. sapendo che c'è tu oggi ho rallentato. Sì, ha rallentato. Ma se giravo tu 20esimo assoluto. Sì, 60. Scusa, mi vado a detelare. Gara molto pesante, io non lo faccio quei che ho organizzato. Il Caruso mi ha cazzato, ma l'avevo organizzato tu questa gara? No. Il mio motoclub però non so morto. Non sono colpevole. No. Cioè, ma non lo so, ma un po' con più tempo no. Grazie di tutto, è stato un piacere, alla prossima.